Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei tipi strani e questa sera vi voglio presentare un curioso personaggio di Marsala. Si chiama Spadaro Rosario. Rosario Spadaro e ha 64 anni. Buonasera Rosario. Buonasera. Allora, lei praticamente si è presentato a Stranamuro Siciliano perché? Che cosa sa fare in particolare? Per parlare che prefiero a fare la pecora. Sì, sa a fare praticamente le imitazioni degli animali. La pecora, il cavallo. Gli animali domestici, diciamo. Sì. Qualche animale selvaggio lo sa fare, tipo leone? No. Allora, cominciamo non l'ho visto mai. Mai. Il leone non l'ha visto mai, neanche in un circo. Un giorno no, è che c'avevo sempre paura. Di andare al circo? Sì. Vabbè, allora cominciamo con il cane? Cominciamo col cane? Anche con la pecora. Vabbè, allora cominciamo con la pecora. Deve guardare la telecamera e fare l'imitazione, va bene? La pecora. Aspetta un momento. Faccia con comodo. Ancora non gliela va a pigliare. Questa era la pecora? Questa è la pecora. Stava attraversando la strada o era una pecora mentre che pascolava? La pecora che pascolava che cercava l'agnellino. Esatto. Allora facciamo ora l'agnellino. Chiamavamo fa l'agnellino. Esatto. Questo era l'agnellino? L'agnellino. Ci calmavamo per andare a bere, a mangiare. Esatto. Ancora non si sono ritrovati? No. Va bene. E come fa l'agnellino? Mentre la mamma, la pecora? Esatto. Va bene. Ora passiamo L'asino. all'asino. L'asino normale o un asino particolare? L'asino normale. Normale, che sta tranquillamente passeggiando, giusto? Esatto. Faccia. Aspetta un momento, perché già la voce per... Sì, non si preoccupi. Oh. Questo era un asino? Un asino, sì. Sinceramente dai versi mi sembrava un'altra cosa, però se lei dice che è asino... Sì. Questo era un asino, diciamo, che stava passeggiando normale. Mentre un asino che... Non me la levo la voce perché è stato un po' raffreddato. Sì. È stato un po' raffreddato. Vabbè, no, ma si capiva che era un asino. Vabbè, e come altra imitazione? La mucca. La mucca. Ci faccia allora una bella mucca proprio. Un po' d'acqua c'è. Un po' d'acqua, signore. Oltre alla mucca che sa fare poi? La gallina. La gallina, il gallo lo sa fare? Sì? No. Il gallo no, solo la gallina. Vabbè, ora continuiamo con la mucca. Va bene. Lei ha detto di Marsala? Di Marsala. È sposato? 30 anni sono a Marsala, sposato. C'ha figli? Una. Una figlia? Sì. C'ha nipoti? C'ho 4 nipoti. 4 nipoti. Che lavoro fa? Quello della frutta. Vende frutta e verdura? Sì. Il mister mio è il muratore. Il muratore. Solo che attualmente vende frutta. Lo volevo fare la mucca. Allora, la mucca. Continuiamo, amici telespettatori, con la mucca. Che è la mucca che chiama? Il toro. Il toro. E facciamo allora il toro che risponde, vediamo come risponde. Questo era il toro. Il toro. Che risponde che dentro, che più non si può sentire. Si sono dati, diciamo, l'appuntamento fuori, perché Sì. giustamente. E la mucca che cosa gli ha risposto? Dentro soltanto chiama. Hanno una conversazione praticamente in atto. In atto da sole che si capiscono come Esatto. capiamo noi che parliamo Sì, e sì, che parlano quello è. sopra loro così. È un linguaggio animalesco. Esatto. Va bene. Allora, poi abbiamo detto la gallina. La gallina quando fa l'uovo. Quando fa l'uovo? Mia mamma faceva quando era piccolo. Lo sai, vedi che ne faceva l'uovo? No mamma, che l'uovo non l'ha fatto. Perché? Perché lo mangiavo io l'uovo. Ho capito. Questa era una gallina che faceva l'uovo. Ripeta di nuovo. Mentre una gallina normale che non fa l'uovo, diciamo. E basta. Solo questo. Solo questo. Vabbè. Allora, continuiamo poi con
Il cavallo non mi viene, Il cavallo non le non vede. viene bene, va. Ma fallo Il bene. maiale lo sa fare? Sì. Faccia il maiale. E fai male così quando c'ha fame, o se non c'è qualcuno davanti, Sì. che si pare che c'è. Lo faccia guardando i telespettatori. Mentre ora faccia la maiala, sarebbe a dire la scrofa. Non mi fido, questo mi fido. No, la scrofa non la sa fare, il maiale solo. Sì. Faccia un maiale che ha fame. Un maiale che ha fame che c'è il padrone accanto, che c'è vuole da mangiare, Sì. e c'ha paura e ci danno bastonati che il maiale Certo. agglisce pure Faccia pure natura- i cristiani. esatto. Ora deve fare lei un maiale tranquillo che non ha fame, cioè dopo aver mangiato. Guardi sempre i telespettatori. Questo era un maiale tranquillo. Tranquillo, che cammina sempre, che fanno sempre cose con il cammino. Sì, Quello cosa scavano e cammino. esatto. Va bene, passiamo poi a Il cavallo. il cavallo. No, infatti il cavallo non mi viene. Viene, lo faccio come mi viene, perché non mi viene. Lo faccia, non c'è problema. E sono in zampa. Ci avvicina uno accanto, ci avvicina al cavallo. Perché c'ha paura. Esatto. Giustamente chiappo. un cavallo di questo lo faccia sempre guardando i telespettatori. Va bene. Allora, continuiamo poi con Altro che cosa c'è? l'uccellino, lo sa fare? No. E allora? Il cane? Un po', Un po'. poco. Ci faccia il cane, vediamo. Guardi i telespettatori. Che tipo di cane era questo? Un cane grosso che Va bene. Aggressivo. Ci faccia il cane piccolo, vediamo com'è. Questo era un cane più piccolo. esatto. Va bene, ora ci faccia un cane, se mi segua, un cane arrapato. È difficile, occhio. È un po' difficile, è un po' difficile, va, è un po' difficile perché Lei sa, i cani quando si arrapano giustamente hanno un altro timbro di voce, giusto? ma dove ci vuole piano, non fanno forte. E come fa? E muociono le scaglie. E prendere il pilo, lo mettono così. Il pilo. Il pilo. Esatto. Va bene, ora ci faccia il gatto. Il gatto. Il normale gatto domestico. Quando cerca la gatta. Allora, questo è un gatto che cerca la gatta La praticamente. gatta dice che è gatto. E tu vai, e il gatto maschio. E ci Cioè, praticamente questa era una gatta che cercava il gatto. che c'è il gatto, sì. E allora facciamo il gatto maschio che le risponde. Tu fanno tutte e due le stesse. Donna fa. E che fa. Ci risponde. Vabbè, ora ci faccia i gattini, i figli. Non mi fido. I gattini non se la fanno. Vabbè, allora ci faccia una conversazione amorosa tra un gatto e una gatta. La gatta fa quando è in calore. E il gatto non c'è bisogno accanto. Come un gatto arrabbiato. Va bene. Il gabbiano lo sa fare? No. Il leone? No, neanche. L'orso? Neanche. Neanche. Perché il leone e l'osso non l'ho visto mai. Mai. In vita mia. Certo. Mi dica una cosa, l'uccellino l'ha visto? Cioè, ora non so come fa perché non mi viene. Come? L'uccellino non sa come è fatto? No, più come fa. L'uccello lo sa che cos'è? No, non l'ha fatto. Non lo sa neanche come è fatto un Fatto uccello? questo animale, so spiego, hai fatto questo animale. Ma non l'ha visto mai di presenza un uccello? L'ho visto, lei? hanno fatto questo animale perché io ero in campagna, piccolino, Sì. e sentivo fare le mucche che usavano le. I corvi? Neanche, che non, nelle mie parti non c'erano. Va bene. Non lo so, come... Per chiudere, il pulcino lo sa fare? Ci posso provare. Provasse. Più. Guardi la telecamera e ci faccia vedere. Faccia un pulcino leggermente più sviluppato che sta diventando un galletto. Non lo sa.
Va bene. Ok, bene amici telespettatori, abbiamo visto l'esibizione del signor Spadaro Rosario. Spadaro Rosario. Oltre alle imitazioni che cosa sa fare? Sa raccontare qualche barzelletta? Né tanto, non lo so, barzellette non ne so perché non mi è piaciuto. Sa cantare? No, non mi è piaciuto mai contare con le altre barzellette, con le altre persone. Che è stato da 8 anni. E allora da ascolti. Aspetta, Sì. ascolta, sono da 8 anni solo in campagna, in mezzo all'animale. Esatto. Che mio papà mi lascia, la scuola non ne vuole, che scuola no. E portato in campagna, perché era un picciotto troppo tosto, che mi metteva così, magari quello che aveva 22 Quindi anni più lei sa lungo. praticamente imitare gli animali così bene perché è stato tutto questo tempo insieme a loro. Insieme a loro, va. Ho capito. E allora ora le chiedo una cosa, le chiedo di fare un animale, il migliore animale che lei sa imitare, il migliore, quello praticamente che lei imita più bene di tutti. Prima di tutto mi aiuto la mucca. La mucca. Allora ci faccia la mucca davanti ai telespettatori di Strano Amore Siciliano. Bravo. Ok. Bene amici telespettatori, abbiamo sentito il signor Spadaro Rosario. Spadaro Rosario fare le imitazioni. Ok, chiudiamo questa rubrica salutando i telespettatori di Strano Amore Siciliano. Alberto vi saluta. Sì. Una cosa, Mi dica. vedete che Strano Amore, siete tutte quelle che trovate, tutte le ragazze che sono fuori. E c'è una cugina in America, porta il cognome Spadaro. Io non la vedo di 8 anni. Cioè lei vorrebbe praticamente che noi andessimo in America a fare un videomessaggio per lei? Oh, questa ragazza si chiama Spadaro e fa come si fa la cosa. Lei stessa dall'aereo, L'hostess, lo stesso dall'aereo, Sì. si chiama Spadaro. Non so se ancora c'è o non lo so. certo. Ed è in America questa ragazza. America, sì. Noi praticamente... Suo padre è buon che è molto pura, aveva nei Devo fare- carabinieri, non so ma neanche indirizzo di loro. Sì. Ma lei la conosce lei la ragazza? L'ha vista mai? Non me Non lo l'ha ricordo- neanche vista. Non me lo ricordo più. Della ragazza non si Non me lo ricorda. ricordo più. Vabbè, la possiamo fare un videomessaggio. Vuole fare un videomessaggio? Ah, anche ci siamo, facciamo anche un videomessaggio. Faccia il videomessaggio rivolto a questa ragazza, guardando la telecamera. Come deve fare? Che deve dire? Deve dire quello che sente per questa ragazza. No, sento, siccome io cugina mia, Sì, lei faccia conto come se questa ragazza fosse di fronte a lei e lei le dovrebbe dire qualcosa, giusto? Poi noi andremo a consegnare il videomessaggio suo, magari glielo spediamo per lettera e questo videomessaggio arriverà alla ragazza e vedrà lei, giusto? Quindi lei faccia il videomessaggio guardando i telespettatori di Strano Amore Siciliano. Dai. siccome questa ragazza l'ha visto io quando era piccolo e la voglio vedere un'altra volta. Perché la mamma è morta, padre pure e lo zio Di pure. questa ragazza è rimasta sola praticamente. Non so com'è. È figlia uno. E fa la storia quando lei la voglio Ma vedere. lo sa come si chiama questa ragazza? Spadaro. Porta il nome mio, Spadaro. Spadaro e di nome? Non lo Non lo ricordo, sa. non lo Lei ricordo. si ricorda solo Spadaro? Sì. Non sa il nome? No. Non sa quanti anni ha? No. Non sa dove effettivamente lavora? È sposata. Sa dove lavora? Lavora per fare l'aereo, nell'aereo. Fa la hostess La voce nell'aereo, sì. Tutte le aeree del mondo, che sa 7 lingue, sa. vabbè. Sa 7 lingue. Sa 7 Cioè, lingue? 7 lingue, sì. Meglio ancora. Il siciliano lo sa naturalmente. Tutto. Sì. Ok, e Cioè, vabbè. 7 lingue. E la voglio... Cosa sta a vedere? Vederla. E lei ci faccia il videomessaggio e poi può essere magari che noi possiamo consegnare questo videomessaggio suo. Ok? Tranquillo, guardi la telecamera e faccia il videomessaggio. Vai. E che c'è a dire? La voglio vedere? Certo. La voglio vedere. Ti presento questa mia cugina, ragazzi che io muoro, che non la conosco più. E questo. Che ci posso dire? Noi la abbracciamo, perché qui c'è il sangue. Che posso dire? Cosa ci posso dire? Se ne trova, non si trova Quello che niente. sente, quello Se che non si trova sente, niente. quello che sente per questa ragazza. Sento che la voglio vedere a Canzamuro, a Canzamuro io la voglio vedere. Un'altra volta. Abbiamo detto che Se questa ragazza lavora. se si ricorda da me ancora, io la voglio vedere. Poi là se si ricorda poi insomma non si può ricordare. Poi là se che insomma, ne potremmo parlare e diciamo, tu cosa E figlio? che il nome, giustamente. Tu sei mio figlio lo tizio. Tuo papà era questa è fratello. una cugina sua? Oh, sì, tuo papà era fratello di mio nonno.
e porta il nome di tuo papà, Certo. di tuo nonno, e porta il nome pure tuo. E basta. Non so come si chiama. E gli anni li sa quanti anni c'ha? Bene o male magari Meno all'incirca? male si può avere un 52, 57 anni. 42 e 57, cioè è poca la differenza tra 42 e 57. Può essere poi più vecchia, non lo so, va. Va bene, e se questa ragazza Spadaro che fa l'hostess nella linea, quale linea è di aerei? Come si chiama? Si ricorda? Roma, che va in America, ci la beve la musica, tutto cose. Roma, New York. Ecco. Vabbè. È in ascolto, allora si mette in contatto col signor Spadaro. Spadaro abbiamo detto Antonio? Rosario. Spadaro Rosario, di Marsala. Che porta il nome, il contagio vuol dire che porta il nome del fratello di suo padre. Vabbè. Il fratello di suo papà. Porta il Ok, nome- se questa ragazza è diciamo in ascolto, telefoni direttamente alla redazione di Stranamuro Siciliano che noi la metteremo in contatto col signor Spadaro Rosario di Marsala, giusto? Sì, 68 sono anni. Marsala, sono Marsala. Vabbè, signor Spadaro, non si La preoccupi. residenza alla Ragusa. La cosa. La vedo molto emozionata, non si preoccupi. Sono nato a Ragusa, ma poi la residenza alla qua a Marsala, da 30 anni sono a Marsala. Va bene. Ok. Speriamo che questa ragazza è in ascolto e si fa sentire, va bene? Bene amici telespettatori, abbiamo sentito l'esibizione del signor Spadaro Rosario di Marsala, 64 anni, giusto? 64 Ok. Alberto vi saluta per la rubrica dei tipi strani e vi saluta anche il signor... Spadaro Rosario, vi saluto a tutti, speriamo di trovare mia cugina. Ok, va bene. Ciao amici, a dopo. Oh yeah.